amici bellini, allora ho fatto una copertina insomma mista, perché l'argomento di oggi sono sicuramente le parole di Manna, però è uscita pure sta maglia away del Napoli, la maglia Napoles, dedicata all'Argentina. Io non ci vedo molta Argentina, ma questo è un problema mio personale. Andiamo ad ascoltare, le analizziamo le parole di Manna, perché è molto importante per capire qual è la percezione della società sulla rosa, e poi parliamo pure di questa maglia. Cominciamo. Allora, grazie a tutti, insomma, per la partecipazione sugli ultimi video. Ieri abbiamo fatto la live, insomma, ci siamo divertiti in maniera molto leggera. Non è il momento, secondo me, di attaccare e di sentirci in difficoltà, perché ci sarà tempo per lavorare e per migliorare, e secondo me si deve migliorare. Però in quest'ottica le parole di Manna vediamole insieme, perché ha parlato insistentemente di Olivera come soluzione per il problema della difesa, insomma l'infortunio di Buongiorno che li ha presi un po' alla sprovvista. Domande che devo dire mi hanno anche soddisfatto, perché sono stati abbastanza precisi. Certo, qualche argomento è rimasto fuori, per esempio qualche rinnovo di cui si parla e di cui non siamo sicurissimi, per esempio McTominay. Però sui rinnovi Manna è stato preciso anche su altre cose, quindi possiamo unire dei puntini. La prima domanda è ovviamente sul difensore centrale. Dice Manna che è un infortunio che l'ha presi alla sprovvista, avevamo 5 centrali più Olivera e quindi ci sentivamo super coperti. E poi ci dice che Beukema tornerà per la fine del ritiro di Castel di Sangro, quindi già quello è un giocatore su cui non puoi puntare probabilmente come titolare per l'inizio della stagione. Partiamo da questo presupposto. E poi dice non c'è fretta, non ha fretta di risolvere questa cosa. Gila era un giocatore forte, stiamo sempre con gli occhi aperti per le varie opportunità, le cose che dicono sempre tutti i direttori, però sembra non aver fretta a risolvere il problema Buongiorno, perché ripeterà il nome di Olivera per tutte le domande. Noi sappiamo che Olivera gioca centrale e in una difesa a 4 nella sua nazionale, tant'è vero che io vi faccio vedere una cosa, mi sposto un attimo. Fantalab.it, se ve lo volete scaricare, o meglio registrarvi, fantalab.it/fluido, registrazione gratuita per il fantacalcio alla grande. Noi collaboriamo, qui c'era tra i nomi nascosti c'era Buongiorno, perché ovviamente Buongiorno con Allegri, fase difensiva, poteva esaltare, e io gli ho detto subito togliamo Buongiorno perché è infortunato e ci può star bene Olivera come jolly difensivo. Infatti qua probabilmente tra Marin e Olivera faremo salire Olivera al 51%, perché dopo le parole di Manna io qua la curerò io questa pagina. Adesso gli faccio cambiare il logo del Napoli, non vi preoccupate, me lo vedo io. Però a tutti il like, però sappiamo anche che non è un giocatore normale, capace di grandi interventi difensivi e di amnesie come un po' tutti i giocatori. Quindi con calma, andiamo con calma. Il confronto con Allegri, un confronto quotidiano, lui è molto motivato. La squadra può ambire ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Immagino si riferisca a arrivare in fondo in campionato, a lottare per lo scudetto fino alla fine e magari per la Coppa Italia. Poi dopo parlerà anche della Champions e lì l'obiettivo è semplicemente andare un pochino oltre quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Aspettiamo Mattias, lo ripete anche qui. Alvino, permettetemi una constatazione positiva, che Alvino ha detto uno esce l'altro entra, ma non è che questo tipo di considerazione può rallentarci poi nella creazione di una squadra competitiva. Gliel'ha fatta la domanda ficcante. E Manna reintroduce il discorso del rientrare nel costo del lavoro e che quindi non è che possiamo comprare, e questo ovviamente l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Chi si potesse aspettare insomma grandi acquisti così, se c'hai 47 giocatori che poi devi lasciare appesi, non lo puoi fare, sia per una questione di liste sia una questione di costo del lavoro, perché non lo puoi fare. Poi dice Manna che il mercato è fermo in Italia, a parte la Fiorentina, fa bene a dirlo perché altrimenti tutti quanti avremmo detto però la Fiorentina compra. Siamo in tanti, aspettiamo i nazionali che rientrano e quindi si punta forte anche su quelli che dovranno rientrare, cioè McTominay. Gilmour è già qui perché da infortunato pare che stia cominciando a correre in gruppo, e poi vari De Bruyne, McTominay, Lukaku. E su Lukaku arriva la domanda adesso specifica: Lukaku, Anghissà e Milinkovic-Savic. Su Anghissà
Manna dice non vedo la necessità di arrivare a un rinnovo, perché praticamente dice non è in uscita, abbiamo già attivato quella là che era un'estensione del contratto praticamente l'anno scorso, un giocatore fondamentale, tu dici magari a scadenza, sì, è un ragazzo intelligente, quindi credo che per Anguissa non ci sia la voglia di estendere il contratto, lo vogliono tenere perché lo ritengono importante, oppure dico io, magari non lo riescono a piazzare, questo è un altro paio di maniche, perché poi se piazzi Anguissa lo devi prendere un titolare. Quindi la sensazione che ho io dalle parole di Manna è che si voglia continuare Anguissa e farlo scadere in maniera naturale il contratto, dice non è una necessità. Su Romelu valuteremo, anche perché abbiamo preso Højlund che dobbiamo valorizzare, e su Milinkovic-Savic, il giocatore che abbiamo preso l'anno scorso, Allegri deciderà, perché lui decide che c'è una gerarchia precisa, un primo portiere e un secondo portiere, quindi con Meret dovrà decidere Allegri. No. Gli chiedono di Kevin, arriverà il 5 agosto, dice Kevin non deve prendere nessuna decisione, quando i giocatori firmano, lui ha firmato un 2+1, quindi questo sarebbe il secondo anno di contratto, poi il Napoli ha anche la possibilità di estenderlo per un altro anno, e poi lo dice non ho gradito le sue dichiarazioni, quindi sotto questo punto di vista ci sarà un confronto anche tra De Bruyne e il Napoli, però sappiamo che certi giocatori, a noi piace dire c'è il contratto, ma guardiamo in faccia alla realtà, se i giocatori poi si impuntano e se ne vogliono andare, devono portare ovviamente una squadra che è interessata, che paga il cartellino perché tu ce l'hai sotto contratto, e quindi vediamo di capire che cosa si vorrà fare. Quindi dobbiamo ridurre gli ingaggi, gli chiedono, noi possiamo investire, il Napoli sta bene, ma dobbiamo rispettare i parametri e anche i parametri dell'UEFA. Quando parliamo di costo del lavoro non è solamente gli ingaggi, ma anche gli ingaggi, gli ammortamenti e gli oneri accessori, quindi è chiaro, se vendi un giocatore non risparmi solamente sull'ingaggio, ma anche se hai ancora dell'ammortamento da fare lo togli dal bilancio e quindi il risparmio è più importante. Gli chiedono anche di Ceballos, dice Ceballos è un giocatore che piace, che è stato interrotto da infortuni, ma in questo momento siamo fermi, richiamando insomma la situazione anche di Buongiorno. Vediamo, gli sembra non voler affondare, anche perché poi giocatore in scadenza magari a gennaio te lo puoi andare a prendere gratis. Io qui lo capisco, insomma, avendo noi tutte le caselle già occupate, le là specialmente d'attacco degli esterni, andarti a prendere a uno, pagare quando poi è in scadenza mi sembrerebbe un'operazione non intelligentissima. Vice Di Lorenzo, e qua Manna dice Vice Di Lorenzo è un tormentone che da quando sono qui insomma si sente, non solo da quando sei qui caro Manna, da molto prima c'è sempre stato il Vice Di Lorenzo come tormentone. Dice c'è Mazzocchi e c'è una lista, quindi non è che puoi aggiungere giocatori e poi lasciare altri giocatori che hai sotto contratto fuori lista. Favasuli è un giocatore interessante, ma dobbiamo tenere presente che Di Lorenzo è un giocatore che gioca tanto, quindi al massimo forse può essere pure che non facciamo niente, ma forse se facciamo qualcosa se ne parla a fine mercato. E qua ce lo ha detto chiaramente, cioè non si può prendere il Vice Di Lorenzo, cioè deve chiederlo lui, dice quest'anno non ce la faccio a fare 40 partite tutte da titolare più le altre che devi fare, non si prende. È una scelta. È una scelta avere uno che insomma è molto inferiore come Vice Di Lorenzo, perché deve giocarle tutto il capitano. Qui onestamente non so cosa dirvi, non mi fa impazzire come dichiarazione. È la sessione più complicata da quando è qua? No, tutte le sessioni sono complicate. Il primo anno abbiamo dovuto comprare molti titolari, il secondo abbiamo dovuto mettere delle riserve e giocatori più giovani, e il terzo si aspettava di aggiungere solo giocatori giovani, ma vedremo quest'anno, insomma, agiremo con più pazienza, con più calma. Domanda sui gol, i gol fatti. L'Inter chiude con 89 gol, il Napoli con 58. Allegri ha detto che con questi pochi gol, poi con la differenza reti, non si vince il campionato, non si arriva nelle prime 4. Come migliorare? Considerando Lukaku. E nel computo dei gol, ovviamente, Manna ci mette dentro anche McTominay, ci mette dentro Anguissa, che stava cominciando a segnare e poi si è fermato, Neres, Højlund, poi ci aggiunge anche Giovane, Lang e Alisson. Come si migliora poi il numero di gol con queste squadre, e ci devono pensare gli allenatori, e qua anche ragione insomma, perché deve essere l'allenatore a metterli in condizione di segnare. Però fa un recap di quella che è la squadra degli attaccanti, ci aggiunge anche Politano e dice abbiamo Højlund con Luka
o Lukaku, quindi probabilmente uno dei due alla fine resterà in rosa. Neres e Politano, Lang e Alisson, perché considera anche Lang che torna dal prestito a Galatasaray. È difficile da migliorare. Oddio, non lo so. In questo caso Giovane resta un po' fuori da queste accoppiate, a meno che poi non esce qualcun altro. E ci dobbiamo ragionare. Secondo me si può migliorare questa batteria di attaccanti con gli esterni e con le cose, però il mercato è bloccato. Ti chiedono più nello specifico di Luca fa tante cose, ha tante cose, segna, tira col destro, col sinistro, di testa, ha alcuni aspetti da migliorare, lui lo sa. Sembra quasi che sai, poco. Allora, ci sono step da fare che deve fare lui. D'altra parte era il vice di Ken in nazionale. Io qua, problema mio, non me lo ricordo tanto vice di Ken in nazionale, perché poi c'era Retegui e si alternavano oppure giocavano addirittura insieme. Io sto Luca vice di Ken però posso sbagliare io, non è che... Adesso l'infortunio lo tirerà fuori per un paio di settimane. Il colpo che sogna di fare, insomma, stima e visione comune con Allegri, le solite cose. Il colpo me lo tengo per me, il colpo che mi piace, inutile dire McTominay, bla bla bla. Abbiamo investito 200 milioni l'anno scorso. Abbiamo già fatto il discorso degli investimenti che poi devi aggiungere e togliere ogni volta. L'investimento che poi devi fare, completare l'anno successivo, viene messo in tutte e due le sezioni. È una cosa che insomma un pochino di comodo, e insomma non so fa niente questo non capiamo quello che sta cercando di dire. I veterani possono essere rinvigoriti dal nuovo allenatore, bla bla bla. Dice Man, abbiamo un'età media di 29.5, quindi non siamo a fine ciclo. Io qua non lo so se lui è serio in questa cosa. L'età media di 29.5 è un'età altissima, cioè non è che tu dici abbiamo tutti i giocatori di 29 anni, quindi possiamo andare avanti per altri 3-4 anni così. No, se arrivi a un'età media di 29.5 perché hai alcuni giocatori che sono molto giovani che la abbassano e altri che sforano tantissimo i 29 anni. Quindi non lo so, se sei convinto proprio di questa cosa, per me è abbastanza preoccupante. Cita insomma gli altri veterani che sono Lobotka, Di Lorenzo, cita anche Meret e Rachmani. Vogliamo fare anche una Champions importante, ambire a superare almeno la prima fase, e poi si va ancora più nello specifico nel cominciare una stagione senza Buongiorno e senza Lukaku. E qua la domanda è anche buona, ma se ci metti dentro Lukaku è chiaro che Manna ti zittisce dicendo che c'entra Lukaku quando abbiamo Højlund. Noi abbiamo speso 50 milioni per l'attaccante titolare, non è che partire senza Lukaku è un handicap, ed è normale che la ti zittisce perché è Højlund. È così, devi più parlare di Buongiorno se vuoi ritornare su Buongiorno, e dice sì, dietro siamo corti, ma aspettiamo Mattia se aspettiamo Sam, quindi ancora Olivera e ancora Beukema. Gli chiedono poi di Lindstrom, Foloruscio e Obaretim. Possono essere utili Lindstrom e Foloruscio, ma insomma non ci crede neanche lui quando lo dice Obaretim andrà a giocare, così come Rao e Prisco. Di Rao dice uno dei migliori talenti che vogliamo mandare a giocare per la continuazione della crescita. Su Prisco sono molto contenti, che come Vergara insomma un gran talento che esce dai nostri vivai, ha grande qualità, forse va via a giocare, forse resta in primavera per continuare a crescere con noi. E poi gli chiedono Di Maro, il borsino di Di Maro, si sta freschi, si lavora bene. Insomma, è una conferenza che io apprezzo che si faccia, perché tu potresti anche non organizzarla, nessuno ti obbliga ad andare a parlare, però Manna è così, Manna si prende le sue responsabilità, ci dice quello che pensa, è sempre molto abbastanza onesto in quello che è l'analisi del suo lavoro. Sono un po' preoccupato che, così come è partita da ADL la convinzione che questa squadra è già forte così e non c'è bisogno di grandi interventi, se questa squadra senza defezioni, senza infortuni, in mano all'allenatore bravo che li valorizza tutti, sì, nel senso sono d'accordo, è una squadra che può fare grandi cose, però io non ho la certezza che altri infortuni non ci saranno, perché l'età media è molto alta, non tutti andranno a migliorare perché un Politano ha un anno in più
un Neres quante partite fa, e dobbiamo tenerle presente queste cose, non possiamo pensare che andrà tutto benissimo a prescindere. Quindi io spero dentro di me che queste siano schermaglie comunicative per non scoprire le carte, ma che in realtà tu hai la consapevolezza di dover aggiungere alcuni elementi. Ancora un anno senza un vice di Lorenzo di cui ci si possa fidare è un bel rischio. Un anno dove tu parti con Olivera che deve rientrare, che non fa la preparazione col Napoli perché salta a mezzo ritiro, con Olivera titolare centrale finché non recupera Buongiorno dall'operazione, finché non recupera Beukema dai suoi problemi, con Marianucci, Rafa Marin che non sono stati citati insomma come possibili. Non è che ha detto abbiamo anche Marianucci e Rafa Marin, cioè non ci credono poi alla fine sul serio. Dovremmo stare abbastanza tranquilli sulla fascia sinistra, e a centrocampo stiamo puntando forte su Anghissà, non lo so onestamente non lo so. In attacco i gol sono pochi e bisogna in qualche modo aumentare la fase realizzativa proprio di questa squadra, e io punto molto su Alisson Santos, speriamo bene, insomma molto è nelle mani dell'allenatore, che ci sia insomma anche il tempo di migliorare la fase offensiva, perché il 4-3 visto ieri, voi mi chiedevate anche l'analisi, è abbastanza prevedibile per quelli che sono i movimenti senza palla. Si può migliorare, si deve migliorare molto. E nel finale sono usciti questi dettagli della maglia che tra un po' uscirà in vendita sempre alle 19:26 sul sito del Napoli, e onestamente sono rimasto un po' spiazzato, nel senso che sì, la maglia argentina, quella là che facemmo all'epoca per salutare Diego, era molto argentina perché veramente c'erano le strisce albicelesti, un po' rovinata dalla lite in rosso. Quest'anno si poteva fare secondo me una grandissima cosa con MSC che si adatta, e invece secondo me non siamo stati abbastanza coraggiosi. Abbiamo messo queste striscioline che insomma non mi fanno impazzire perché si incastrano con il logo dello sponsor, non si completano sulla spalla e non mi fa impazzire onestamente questa cosa. È bella bianca, è bello l'azzurro del logo del Napoli. Il logo del Napoli per me è bellissimo perché riuscire a mettere il Vesuvio e il Golfo dentro al logo secondo me è una chicca, però non ci vedo niente di Argentina, proprio niente. Cioè non credo che un tifoso dell'Argentina vede questa maglia e dice oh, vedi che bel tributo che hanno fatto alla nostra nazionale, al nostro popolo. Non ce lo vedo onestamente. Forse anche perché lo standard, la barra che Valentina ha messo, l'ha messa talmente alta, con magliette bellissime che non ci deludono mai, che quando una maglietta è carina, semplicemente carina, ci sembra molto meno, almeno a me, perché poi ho letto commenti entusiasti di altri tifosi, insomma, pronti a spendere per averla. Io questa qua, se non ce l'ho, se non la compro, non mi sento in colpa con me stesso, dice cacchio, questa la dovrei proprio avere. Invece questa qua posso passare alla prossima in attesa della terza che magari potrebbe essere più interessante, vedremo. Da New York Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra su questa situazione. Sul mercato c'è poco da sognare. Olivera, ci fidiamo?